Eccoci qua di nuovo con Armando Zanotto e fiori che si mangiano e il nostro tema, le nostre ricette. Ecco. E anche oggi abbiamo una ricetta, Sì. magari forse oggi che è il fine settimana ne diamo due di ricette. Sì, due, ma molto Armando. breve Bruno. Tu molto breve, molto breve. Sì, molto breve, No, miei ma cari. sai anche perché? Perché abbiamo il nostro tempo e a me fa piacere fare anche una chiacchierata che va al di là delle ricette con te. Però intanto parliamo delle ricette che vuoi Bene, che miei vuoi cari presentare. signore e signori, quest'oggi vi do una ricetta facilissima, quindi se radice ai ferri. Se non è bronze, non deve preoccupare, vi faccio do radice ai ferri fassi, che viene buoni ugualmente. Quindi per 4 persone, cioè 4 cespi di radicio, se avete bisogno di mangiare in qualcuno di più, sono in 5, e quindi stessa procedura, sempre pulire la radice, tagliare nel senso della lunghezza il radicchio in 4, perché se è grande lo fate in 4, se il cespo è piccolo lo fate in 2 metà. No? Lo lavate, lo asciugate per bene, ci vuole un 3-4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, del pepe macinato al momento, sale e basta. Una padella antiaderente, ecco che semplice è questo piatto. Prendete una padella antiaderente, condite questo radicchio con sale e pepe, olio extravergine d'oliva ed mescolate per bene e lo adagiate su una padella calda, antiaderente. Lo facciate cuocere da una parte, poi girate dall'altra parte, ambo le parti. Sempre usando palette di legno, certo, si raccomanda. Sì, perché sennò rovinate la padella. Quindi prenderai il colore voluto. Voluto vuol dire che deve essere colorato color d'oro sia dalla parte e dall'altra. Quando avete questa, se il fuoco è troppo alto, abbassate un po' il fuoco e continuate la cottura. Cercate che la sua cottura deve essere leggermente un po' croccante, un po' al dente, non proprio stracotto, miei cari signori, perché dopo se spappola tutto in bocca lì è un fastidioso a mangiare. Che resta un po' croccante è meraviglioso. E questo lo servì caldo. E vi aggiungo un'altra cosa semplicissima, quando che hai fatto sto radicio, se la sera raffreddare, se a casa che avete 4 fettine di pancetta fumegata, no? Lo avvolgete tutto a questo radicchio, lo scaldate un momentino in forno o in padella antiaderente, rosolate questo radicchio avvolto alla pancetta, è una cosa stupenda che può essere servito anche come un antipasto. Oppure, cosa fare? Da crudo avvolgete tutti i radici con la pancetta e a 180 gradi in forno, lo portate una bella scottata, e quando che viene fuori, caro Bruno, gode una bella lammellata di formaggio parmigiano, così la mia sora che vi fa venire il morbino. Vuol dire non grattugiato. Non grattugiato. Proprio quelle fettine che vengono fuori. Magari col pia patate, avevo capito, e tagli col pia patate che l'ha all'ama. E sto qua vi crea un po' di morbino, di eccitazione, diciamo così, generosa, così viene a casa e il marito dice, caspita che bella roba, ti mi fa mangiare un cuo. Mi hai messo cosa di eccitante così? Ma non stai esagerare, mi raccomando. No, perché sennò non finite a mangiare. Quindi anche queste, vedete, semplici ricette, facile esecuzione, Bruno. Queste sono le cose che io trasmetterò sempre nella vostra televisione, questo messaggio di dare non ricette importanti ma facili. Ma facili da fare, ma facili da eseguire. Sì. Ma d'altronde siamo qui per questo, per far gustare i prodotti naturalmente della nostra terra, con le ricette realizzate da professionisti della nostra terra come Armando e voi riuscite senz'altro a ricavarne dei piatti gustosi, dei piatti straordinari. E per me parlare di cibo è sempre una cosa straordinaria, perché il cibo... Ma Bruno, scusa che ti interrompo sempre, sono massa ciacquon, scusami, ogni tanto fermene. No, parla che mi piace sentirti parlare. Signore, cosa resta della vita oggigiorno, in questo percorso della vita così frenetica, così, cosa sia più bello? Mangiare bene e bever meglio. Anche questi piatti che non sono di gran costo. Questa è la felicità, la gioia che ci dà di vivere. E ricordatevi che con tutte le ricette che vi dà Armando, voi altri alla sera, anche se le
se le realizzi alla sera, potete andare in letto e dormire tranquilli, perché sì. gli ingredienti che vi propone sono ingredienti sì. proprio veramente sani e poco conditi, no? Quindi questo è il bello della ricetta. Non è che venga fuori cose unte, eccetera, di facile digeribilità. Naturalmente ricordevi che l'olio è importante, sì, vero Armando? Sì. L'olio è di grande importanza. Quando andate al supermercato non fidatevi dell'olio che costa poco, ma neanche di quello che costa tanto, perché vi fregano. Cercate dell'olio che sia conosciuto, che sia di marca, e che l'olio nel cibo è importantissimo, molto, perché altrimenti vi fa acido. Altro che facilità, e poi è il bello anche di condire certe pietanze, anche magari ti porta agli spaghetti che ti accondini un pochettino poco, una giossetta di olio così sola, mamma mia, ti sente il profumo che dà il piatto ancora di più, così pure anche quando ti fa una bistecca, delle volte ti fa, non sta a fare con tanto olio, a fine riversi che una giossetta di quell'olio fresco sola, è un piacere mangiare questo cibo. Allora che dire ai nostri ascoltatori che il fine settimana possono realizzare quello che noi questa settimana abbiamo raccontato, quello che Armando ha raccontato naturalmente, e fare dei piatti straordinari per i vostri amici. Mettendoci dentro anche un pizzico di amore loro, qualcosa di creatività che aggiunge. È importante, e noi vi diamo appuntamento per la prossima settimana. Buon appetito a tutti. Grazie. Ciao Armando, grazie alla grazie prossima a voi. settimana. Grazie.